Buonasera a tutti e benchiatas a Gnovis, menacci, offesis e episodi di abbandono vers di persone anziane no autosufficienze. Il GIP dal Tribunale di Udin, su domande de procure, ha deciduto 7 misure cautelari vers di inquietanti operatori che lavorano in una residenza per anziani de provincia di Udin. In 4 casi sono arresti domiciliari, in 2 casi proibizione di svicinamento a persone offendute e a esercitare la professione e infine in un caso la proibizione di esercitare la professione sanitaria. La investigazione inviata dai NAS dal 2021 dopo di qualche segnalazione e ha permesso di documentare tanti episodi di menacci, offesi e anche di abbandono ai danni di qualche ospite e strutture sanitarie. Il gruppo Varzila al VUL scerà le attività dall'impianto di Bagnoli di Rosandra a Trieste, centralizzante la produzione di motori a 4 teams a Vasa in Finlandia. Lo fasce Savela le stesse aziende. A pericolo sono più mancul 450 addetti su più mancul 970 dipendenze in tale impianto triestino. Varzila ha sclarito che la decisione è stata chiappata per rinforzare la competitività e creare una struttura in stato di garantire una crescita future. I sindacati hanno deciso per sciopero immediata appena dopo le notizie. Il segretario provinciale del CGL al favele di un colpo tan duro per produttività del citate a domanda dell'impegno dal sindaco e dal presidente Fedriga. Il governatore alla favela di una scelta inaccettabile in tai metodi senza i muzze. Domandin fini da Urman alla dit Fedriga che vengono ritirate le annunciate delocalizzazione con la procedura inviata UE, tante che di no procedi ai esuberi sarà così scerat. Sono partiti queste mattine gli vaccini con il secondo booster anti-Covid. La campagna vaccini richiappe dunque con 9 fasi dedicate alle quarte dose e è drecciate persone sopra i 60 anni e fragili con più di 12 anni. In zona di UEA sono stati 450 gli appuntamenti all'Hub de Fiere di Martignà. E intanto va in davanti il trend di aumento dei new casi Covid in regione, ma con una incidenza inferiore a PET dagli ultimi 20. Le analisi di Fondazione Gimbe segnano nel periodo tra i 6 e i 12 di luglio una variazione dal 17,3%. I positivi ogni 100.000 abitanti avanno su con 1.163 positivi. Per ciò che riguarda il territorio di Pordenone con un più 23,7%. Città che si conferma in cima ai classifiche regionali, con Daur Trieste con 992, Udin a 970 e Gurizze a 941. Sui ricoveri si data sono in ascensione lisere, l'occupazione dei posti Covid in terapia intensiva va giù al 3,4%, intanto che i pazienti in reparti ordinari vanno su al 15,7%. E sul fronte dei vaccini la popolazione non immunizzata da 5 anni in su avviò da regione stabile all'ottavo posto con un 7,3% della popolazione senza copertura vaccinale in linea con la media nazionale. Intanto sono stati 2.380 voti new casi di Covid, anche in crescita a PET di ieri, quando ieri in stati 2.247, 9.460 voti di provis fatis, di lunis in new casi in regione sono 2.226, 7 le persone in terapia intensiva, 236 in altri reparti. Si sono registrati altri 2 decessi, un a Gurizia e un a Pordenone. Di emergenze secca si è fevelati in Consiglio regionale con l'assessore Zanier che al facile quadri delle situazioni. Sintinlu. La situazione in tutto il Friuli Venezia Giulia è critica, è una situazione in cui che la pelosità in Chimò non si ha neanche l'idea di quanto potrà arrivare, quindi di sicuro per un 10-15 giorni continueremo a essere senza acqua. Arrivano a garantire il soccorso alla produzione rispetto a che è il lavoro dei consorzi di bonifica, però viene anche da dire che la situazione tal Friuli non è tutta accompagna, perché in qualche di fa da qualche banda ha piovuto, che l'ha aiutato un grum l'agricoltura e da altre bande invece assolutamente noi. È evidente che noi continueremo con il
il razionamento, perché a fronte di poter avere nome 3 settimane di acqua garantita, quindi in razionare. E se non basterà, sarà in costretto addirittura se che sono le scolture che si può continuare ad irrigare. Su queste, certe zone del Friuli soffriscono di più, perché chiaramente in Dulac non è un sistema di irrigazione, ma si va a peschiare direttamente dalla falda, la falda continua a calare e non arriva a avere nessun sistema. Purtroppo si inleazza la piovosità e questa nessuno la comanda. Alle precipitate di une altezze di 5 metri semiec, intanto che le solo in te proprie stanze, dall'albergo Ambassador di Udin, un uomo di 52 anni di nazionalità austriaca, le ricoverate dall'ospedale di Udin in condizioni stan gravi sull'episodio indagini carabinieri da radiomobile di Udin. A finisce a processi si indagas per rapine in ville dai voti di febbraio da 2020, attor di Pordenon, anche malvivenze hanno malmenata Lida Mareschi e femmine di 80 anni dall'imprenditore Carlo Brescancin, Besole in chiase, in Bavaianle e Leanle con la curdella adesive per dopo Sierale in Bagne e Robalis Joyce. Pal SIS, tre Venis e tre Furlans, che tasfuro per le investigazioni de questura di Pordenon, coordinadis de procure, il PM Maria Grazia Zaina domandati il rimanda a giudizi per rapine pluriaggravate in concorso e sequestri di persone. 3 di loro la danno a processo al Tribunale di Pordenone ai voti di novembre, ai tre hanno optato per rituale scurtato. Alla menaccia di Copalvi si indichiase con une spade la ennesime baruffe tra Doions a Cervignan e tra la stazione ferroviaria Via Chiozza, portate di sé della polizia locale e i carabinieri a sequestrare in te chiase di un uomo di 80 anni diversi armi di tai, anche la spade. Taccante di settimane prossime a Udin, in tal quartiere Svagnolis, di là dal presidi FIS de polizie locale, sarà anche operativa una pattuglia del SIS a Miegenoti in risposta ai domandi dai residenti de zone, un servizio simile alle attive dalla SIS, che non sclarisse il scindic Pietro Fontanini. Sì, è slunghin il team in pratica di attenzione perché riguarda questi territori che è un lavoro delicato, perché purtroppo ho venduto poi volti che qualcuno all'alce è il Comedon, al Bevmasse si inchiocca e quindi dopo non è più responsabile delle sue azioni. Allora una pattuglia in pui che lavorerà fino a Miegenot, quindi da Snuf fino a Miegenot in questi territori della città. Anche perché hai fatto delle ordinanze su lavori importanti, che è di non consumare alcolici sulla strada e che è di esercizi alimentari di sera a una certa ora e quindi di non continuare a vendere bevandis a inte che si capisce che dove che di inchioccarsi e dopo di fare confusione per di ben. Quindi poi controllo, poi presenza delle nostre polizie in queste zone che sono un po' delicate perché che vivono. Approvazione unanime dal Consiglio regionale al disegno di legge che va rivio del settore dei monti, in particolare sotto il profilo da implants. È stata approvata una legge importante per il Friuli Vignese Giulie, le 169 che riguarda le montagne, una legge che è stata robustita durante il percorso e l'iter dall'Aule, quindi una legge in grado di dare una prospettiva di crescita ulteriore alle montagne che in questo anno si è cresciuta a vonde. Sì, è una legge sicuramente importante per la montagna, non è una legge che cambia la montagna, è una legge che partì da un'esigenza tecnica per chiarire l'applicazione di una norma nazionale. La Giunta regionale ha accolto sostanzialmente tutte le richieste che noi sin da Commissione abbiamo fatto dopo in dei incontri qui in aula, quindi abbiamo fatto una legge sicuramente più comprensibile e che risolve qualche problema sia tecnico sia politico, in particolare il fatto che con questa legge hanno definito che la promotore ha competenze, quindi interviene in gestione anche dei polos minori, in particolare che dal fondo, quindi Paluce, Prato Carnic e Fornia Voltri e su implants di Pontebe e di Cloud. E alle due per usgnot, vi saltano domani sera, stesse ore, grazie per l'attenzione e arrivederci, mandi.
Thank you.